ascoltare anche un servizio relativo alla conferenza stampa che si è tenuta stamane nella sede udinese della Regione da parte dell'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, dove è stato annunciato il vincitore di una borsa di studio per un dottorato di ricerca in linguistica. Sentiamo. Qui con Eros Cisilino, che è il presidente dell'Agenzia regionale per la lingua friulana, a margine dell'evento dove è stata annunciata la vincitrice del progetto con l'assegnazione della borsa di studio, un progetto di analisi comparata della misura di tutela delle lingue romancia, grigionese, ladina, brissino, tirolese e friulana. Quindi insomma le chiedo di raccontarci un po' l'evento di oggi. È un evento estremamente importante che coinvolge tra l'altro due paesi, la Svizzera e l'Italia, vede indagate e analizzate due minoranze linguistiche estremamente importanti che sono appunto quelle che vengono sviluppate sui nostri territori, ma soprattutto hanno delle politiche linguistiche che possono essere simili ma anche diverse per alcuni aspetti. Quindi queste comparazioni troveranno delle analisi sicuramente a beneficio di tutti, ma non solo delle nostre comunità, ma soprattutto di tutto l'intero arco europeo che guarda questo progetto con grande interesse, per cui sarà un progetto triennale molto ramificato e di grande valore. Ecco, il progetto poi ovviamente ce lo ha raccontato direttamente Sofì, la vincitrice di questa borsa di studio. Volevo chiederle però lei, da presidente dell'Arlef, un commento su quanto è alto il rischio che queste lingue, che sono sempre purtroppo meno parlate, possano scomparire, o quanto invece c'è la speranza, insomma, che si continui a tramandarle. Allora, in Europa abbiamo 350 lingue minoritarie, di cui il 60% non stanno tanto bene, diciamo che soffrono di mancanza di parlanti, soffrono di politiche linguistiche efficaci, e quindi questi progetti sono estremamente importanti proprio per aiutare non solo noi ma anche gli altri, altri che possono essere appunto come i nostri amici ladini, i nostri amici grigionesi, che hanno popolazioni limitate da un punto di vista numerico, sicuramente molto forti per la loro identità. Noi invece abbiamo popolazioni di ampi numeri, per cui il friulano è parlato da quasi 500.000 persone, ma abbiamo la necessità di portarlo all'attenzione anche della pubblica amministrazione e di vari settori che possono essere anche quello lavorativo, quello scolastico. Stiamo già facendo diverse attività, ma abbiamo bisogno di implementarlo ulteriormente. Quindi direi che questo progetto è un progetto che ha delle finalità non solo italiane e svizzere, ma anche europee.